grazie a Irs, perché io non credo che l'indipendenza della Repubblica di Sardegna abbia bisogno di essere sdoganata in Sardegna, no? Però questo sforzo che sta facendo di non riempire ma dotarsi di contenuti e quindi di portare il confronto sia nel mondo indipendentista che in tutto l'arco dei partiti rappresentati in Sardegna sia un lavoro meritorio, perché oltretutto rivela quelli che sono veramente i germi, come si diceva, del sardismo negli altri partiti, ma ancora di più perché marca le differenze che, come vediamo, sono tante tra coloro che si dicono in qualche maniera portatori di valori del sardismo e quelli che il sardismo ce l'hanno nel proprio DNA, nel proprio cuore, come voi, come noi. Allora anche sul concetto di sovranità qualche distinzione va fatta, perché la sovranità può essere quella dello Stato, come lo è stato ricordato da Claudia prima nel periodo fascista, cioè la sovranità di un esecutivo forte che si autoreferenzia, che si autolegittima in una sovranità politica che è tutta dello Stato, uno Stato che vive per se stesso, si autodelega, si autoreferenzia. Così come esiste una sovranità di carattere più centralista, che è la sovranità dello Stato che dice: nel nome del benessere dei cittadini ci penso io ad annullare qualsiasi diritto e qualsiasi aspirazione, perché tutto deve essere programmato, perché le identità, i valori culturali non possono emergere, devono essere programmati e ricondotti, perché avere identità e avere cultura popolare significa impostare un modello di sviluppo diverso all'interno dello Stato, significa il riconoscimento di minoranze, cioè quella cosa che lo Stato centralista e chi lo propugna non ci permetterà mai. Allora l'esercizio del diritto politico alla sovranità è un esercizio indipendente dello Stato o è un esercizio che noi vogliamo sia delegato dai cittadini, o meglio ancora è la diretta espressione della volontà popolare? E quando diciamo popolare noi parliamo di popolo, cioè la statualità diventa il momento in cui giuridicamente si rappresenta un interesse che è un interesse di un popolo che ha due facce sostanzialmente: lo Stato e il popolo. C'è anche una terza faccia che è quella del territorio. Stato, popolo e territorio sono le facce, tre facce in questo caso della stessa medaglia, che è della sovranità. Su queste cose noi abbiamo da dire qualcosa. Lo Stato liberale, che nasce sulle rovine della guerra e che ci interessa, è uno Stato sì che ha cercato di esercitare, o viene costituito meglio in nome della volontà popolare, esercita i propri diritti attraverso i propri organi, ma la volontà rimane popolare. Allora noi ci troviamo comunque con uno Stato che dice di voler rappresentare queste volontà, ma è frutto di una imposizione, è uno Stato comunque calato dall'alto, è uno Stato che in Sardegna ci è stato imposto. Non è quel processo del 1847 per il quale i sardi, in questo atto di magnanimità tradito, hanno ceduto la loro sovranità a Torino in nome di una fusione perfetta, in nome di una uguaglianza tra popoli.
Questa è una imposizione diversa, è lo Stato italiano che ha ceduto un po' di autonomia in questa forma costituzionale alla Sardegna. E allora ci possiamo chiedere: è possibile oggi pensare all'esercizio sovrano della sovranità? Cioè, se siamo sovrani, possiamo oggi esercitarlo in maniera compiuta questo diritto? C'è da tenere conto di diverse questioni. Nello Stato confederale, gli Stati di pari livello federale cedono quote di sovranità, ma rimangono titolari della sovranità. Noi siamo andati verso un processo per il quale l'Unione Europea è stata costituita tra questi Stati ed ha assunto direttamente quote di sovranità. Non sono più delegate, non è più delegato l'esercizio della moneta, per esempio, no? Ma viene ormai gestito con tante altre cose importanti direttamente dall'Unione Europea. Quindi l'esercizio diretto della sovranità ha dei limiti, diciamo, sulla parte superiore. Non è questa l'Unione Europea che noi volevamo, non è questa quella che abbiamo desiderato, per la quale abbiamo parlato ben prima di tutti di federalismo. E abbiamo anche dei limiti all'interno dell'esercizio della nostra sovranità. Cioè, è pensabile oggi, al di là dei limiti dei diritti in qualche maniera delegati all'alto, è pensabile che non ci siano all'interno dello Stato sardo, gruppi di interesse, di pressione, anche lobbistici? È pensabile che non ci siano tali che poi noi si possa esercitare il nostro diritto di sovranità in nome del popolo, in nome del singolo individuo? Questa è una sfida che va un po' oltre il semplice rivendicare la sovranità, ma perché è un nuovo concetto che in Europa con un po' di ritardo sta arrivando, cioè la sovranità del popolo si trasforma in una sovranità diffusa tra gruppi e interessi. Ma tra gruppi e interessi c'è anche la nostra minoranza europea in una dimensione più ampia, c'è anche un gruppo nazionalitario, c'è un interesse specifico. Quindi la sovranità che l'Unione Europea sta esercitando, che abbiamo visto non è più solo delegata, e che esercita anche direttamente, perché lo fa anche nell'interesse ormai dei singoli cittadini europei, non può non tener conto degli interessi costituiti o rappresentati da minoranze nazionalitarie di questo tipo. Questa è una battaglia che noi dobbiamo riportare con forza nel Parlamento europeo, pretendendo le nostre rappresentanze, perché c'è una Sardegna dei valori oltre l'Italia dei valori, ed è una Sardegna dei valori che a noi competono, che noi vogliamo non preservare, non mummificare, ma vogliamo far vivere, perché attenzione, se noi diciamo il nostro primo diritto per essere sovrani è il diritto di essere noi stessi, va bene? Il diritto all'identità, l'identità personale di essere sardo, io, tu, e l'identità collettiva di essere un popolo. Se noi diciamo questo, noi dobbiamo prendere atto e rivendicare che si ponga rimedio ad una situazione, è stato detto ma non c'è bisogno di ripeterlo, ma lo faccio, di esproprio culturale di una nazione, di una
opera di smantellamento della nostra cultura, della cultura autoctona di un popolo, che si è perpetrata negli ultimi decenni e che si sta aggravando. E sapete perché si sta aggravando? Perché il colonizzatore non si ferma a voler cancellare un'identità, no. C'è un sociologo, Franz Fanon, che dice molto bene, dice: il colonizzatore ci tiene a tenere in agonia il suo oppresso, in agonia, perché così riesce a garantirsi il fatto che quella identità culturale non risalti fuori, perché se io ti ammazzo, qualche tuo discendente prima o poi rivendicherà quella cultura, quella identità. Se io ti tengo in agonia, tu non lo farai. Di più, ed è stato dimostrato, e purtroppo lo leggiamo anche oggi nei giornali, di più, c'è il fatto che il colonizzatore saccheggia le idee, la cultura del popolo dell'oppresso, fa finta che è d'accordo con quel tipo di cultura. Il colonizzatore, dopo che è stato razzista perché ci ha fatto credere di essere un popolo inferiore, senza cultura, saccheggia le nostre idee per poterle gestire. Ecco che allora la cultura sarda, la lingua sarda diventano operette, diventa la parodia della cultura sarda, per cui i finanziamenti, la politica tende a preservare la cultura e non a renderla viva e non a farla praticare, ma a tenerla nella bacheca, a dire come è bella la cultura sarda, mummificata, come è bella la mia vittima. Ecco, per questo noi sardisti non crediamo a certe manifestazioni, a certi germi, è stato detto, diffusi negli altri partiti che non siano indipendentisti. Per questo noi sardisti siamo abbastanza curiosi di chiedere a questi partiti di uscire dalla loro demagogia, perché quanto ci vuole per chiudere? ho finito, perché non si dice che destra o sinistra sono uguali, questo noi non lo diciamo, ma invitiamo veramente chi si sente portatore di valori di autonomia a fare una cosa. Noi l'abbiamo fatta nell'88, l'abbiamo rifatta nel 2010, scrivete lo statuto della Sardegna e su quello siamo pronti a confrontarci. Grazie.